Ed eccoci tornati in diretta a Sveglia Friuli nella sua seconda parte, anche per del dibattito politico su alcune tematiche che riguardano comunque l'attualità. Siamo in compagnia di Cristian Sergo. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Il nuovo sindaco di Campoformido Max Petri. Buongiorno. Ben ritrovato anche a lei per parlare appunto delle tematiche che ci coinvolgono. Prima di entrare nello specifico su qualche tematica che sta coinvolgendo Udine, la sicurezza, insomma si parla spesso di quello, volevo partire da questo, visto che si parla di conti nelle tasche dei cittadini. Qui siamo un po' su un dibattito sugli asili nido che sono più cari, un comune su 3 che prepara la stangata. Ecco, visto che ci siamo, chiediamo prima il casus di Campoformido, come siamo messi su questa situazione e su quanto effettivamente questo aumento dei costi vada ad incidere proprio sulle tasche dei cittadini, come ci racconta il Sicuramente non è soltanto il caso. Sta chiedendo a me, vero? Certo. Okay. Sicuramente il caso dell'asilo nido non è il caso singolo, nel senso che le tasche dei cittadini purtroppo vengono toccate su più tematiche e non soltanto quella dell'istruzione. Noi come comuni, e io sono un novello amministratore, per cui quello che ho potuto vedere è lo specchietto delle ultime 3 settimane, noto che ci sono tante tematiche, ribadisco, che vadano a affrontare l'ambito costi. Quello degli asili nido, ma anche quello della scuola più in generale, sicuramente è uno dei più sentiti, perché ovviamente ci sono i genitori che ovviamente sono molto sensibili sull'argomento, giustamente. Dico. Certo, assolutamente sì, si parla di questi aumenti influiti dal 5 all'8%, vabbè, vari tipi di approccio. Pordenone congela le rette, Udine colpisce le famiglie più ricche, che lì per lì sembra... colpisce tra virgolette, però diciamo che è una soluzione. Nel senso che ovviamente devono tutti i nostri amministratori far fronte a quelli che sono aumenti che per vario tipo ci sono, aumentano i costi dappertutto, aumentano i costi delle opere pubbliche che abbiamo visto in queste settimane, da 180 milioni passano a 340 come se niente fosse. Sono anche fortunati i cittadini a non avere il raddoppio delle rette. Io credo che su questo poi, è chiaro, bisogna fare una verifica di tutti i comuni, però invito anche lei, Sindaco, perché fra poche settimane si voterà l'assestamento di bilancio in Regione e quindi credo che in qualche modo si possa e si debba intervenire anche su queste, che sono poi vere emergenze che riguardano, come si diceva, tutte le famiglie, per cui sì, mi auguro che anche la Regione faccia la sua parte con 1 miliardo di assestamento di bilancio che andiamo a votare fra poco. Assolutamente sì. Prima di tornare alla cronaca volevo fare un passaggio con Petri, ma anche poi sentire l'opinione di Sergo. Innanzitutto, come sta procedendo l'insediamento, i primi giorni di lavoro, cosa si è trovato di fronte, sarà come se lo aspettava? Allora, sta procedendo bene, sono entrato nel frullatore, no? Come dicono in ambito tecnico, nel senso che viene inserito all'interno di un contesto in cui ci sono dei meccanismi che funzionano in un determinato modo e per cui ci si deve adattare a questi meccanismi, però devo dire che in realtà abbiamo trovato delle criticità e pian piano, un po' alla volta, stiamo cercando di lavorare per migliorarle. Sicuramente la cosa che mi preme di più, visto che si parlava di asili, sicuramente è quella delle scuole. Noi abbiamo ereditato 2 cantieri scolastici in contemporanea, e parlo del cantiere delle scuole medie e quindi un PNRR che costa 6 milioni di euro, per cui un grandissimo cantiere circa, parallelamente il cantiere delle scuole elementari, entrambi che sono partiti parallelamente, o meglio sono attivi parallelamente. Questo ci crea un grande problema, che è dove mettiamo i bambini sostanzialmente, e quindi stiamo lavorando per fare in modo che i tempi coincidano con l'apertura e la chiusura delle scuole, l'apertura e la chiusura dei cantieri. Questa è la criticità più grande su cui stiamo lavorando. Poi, visto che si parla di costi, io credo che un'altra cosa che va affrontata in maniera prioritaria siano i dipendenti
in generale comunali, no? Quindi la forza lavoro che poi ti permette di avere la forza politica. Quindi le due strade su cui noi stiamo lavorando sono quella legata al mondo della scuola e quella del personale. Prima di girare una questione a Sergo, vediamo un servizio della redazione di Trieste, perché si parla di asili, con il caos che c'è stato sull'asilo di Roiano, una situazione comunque calda che riguarda qui argomenti simili, anche se più specifici, ma sentiamo. Siccome sta prendendo una piega ridicola, chiedo la chiusura dei lavori adesso. Viene accolta la mozione d'ordine del consigliere Polacco e chiudo i lavori del Consiglio Comunale alle 3:11. Si è concluso così, con un nulla di fatto. Oltre le 3 del mattino il Consiglio Comunale dedicato alla delibera sulla modalità di gestione pubblico-privata dell'asilo nido di Roiano. Incalzati dalla protesta dei sindacati in piazza e davanti a un piccolo gruppo di precari dei servizi educativi, i consiglieri hanno discusso per più di 8 ore, lasciando alla prossima seduta la trattazione di oltre 100 emendamenti. Le crepe già evidenziate nella maggioranza sono riemerse con gli interventi della forzista Angela Brandi, contraria alla delibera, che ha presentato vari emendamenti ritirandone i primi e vedendone condivisi altri da parte dell'opposizione. Io comunque mi riservo di illustrare tutti gli emendamenti presentati, ma li ritiro. Ancora durissimo il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia, Marcello Medao, sulla posizione di Brandi. È stato un consiglio dove ho sentito tante bugie, tante menzogne, tante parole a vuoto, Russo che faceva spesso il burlone, insomma una terza che parlava direttamente agli ospiti per ottenere qualche grammo di voto in più. Diciamo che dall'opposizione queste cose ci aspettiamo. Mi ha un po' colpito ancora una volta, anche se oramai non la reputo più della maggioranza per quello che mi riguarda, la consigliera Brandi, che è sicuramente una nota stonata. Io penso che ora sia come una patente scaduta, non appartiene più per quanto mi riguarda la maggioranza. Ancora dalle file della maggioranza il consigliere di Idea Giuliana, Roberto Casona, ha espresso diverse perplessità sulla delibera. Io ho espresso la mia innanzitutto contrarietà in linea generale su ogni forma di esternalizzazione di servizi correnti o essenziali, specialmente quelli come servizi educativi, che sono un fiore all'occhiello del Comune di Trieste. Allora io non so ancora come votare questa delibera, l'ho detto anche ieri sera. Compatta l'opposizione nell'esprimere contrarietà alla privatizzazione. Abbiamo fatto le 3 di notte, ma confesso di non aver capito bene le motivazioni della maggioranza di centrodestra. Non si capisce perché il Comune ha costruito una struttura nuova di zecca e poi la vuole privatizzare. Non si capisce perché chi lavorerà lì dovrebbe, a differenza dei suoi colleghi, guadagnare 1/3 dello stipendio. Non si capisce perché non si risolve tutto stabilizzando gli educatori che già lavorano per il Comune di Trieste. Quello che si è capito è che la maggioranza di centrodestra è un po' il capolinea. Questa volta l'opposizione, il centro-sinistra, ma i cittadini sapranno dire di no fino in fondo. Che permettono qui siamo anche nelle crepe politiche di Trieste, di un consiglio che è andato a finire alle 3 del mattino, ma per esempio su Udine c'è il caso del nido fantasia dei bimbi. Comunque l'esternalizzazione di questi servizi è qualcosa che coinvolge, che tocca da vicino tante categorie, da chi ne usufruisce a chi ci lavora. Sicuramente, ma un po' rientra anche nel discorso che affrontava prima il sindaco, perché se vengono a mancare i dipendenti comunali a tutto tondo, in ogni caso e in ogni servizio, una delle risposte poi dei comuni è quella di esternalizzare i privati, sperando poi che i privati possano sopperire a queste mancanze. Si fa da anni con gli asili nido, perché è una delle parti, diciamo, del sistema educativo che vuoi per storia, perché prima c'erano determinati enti anche religiosi che affrontavano, diciamo, questa problematica, ovvero di garantire alle famiglie un posto dove far crescere i propri figli mentre si lavora, perché poi questo è diciamo, la cosa fondamentale del servizio. Noi abbiamo il 70% quasi di occupati in regione, è chiaro che abbiamo un'ampia domanda, no, di famiglie che chiedono questi posti. Sull'esternalizzazione ovviamente noi storicamente siamo contrari alle esternalizzazioni, però come detto si può accettare laddove ci siano delle reali necessità e non ci sia possibilità di, come dicevo prima, venire o affrontare la situazione
da parte del pubblico. Poi, chiaro, dobbiamo iniziare a chiederci tutta una serie di cose. Se noi abbiamo, come dicevo prima, la Regione che mette milioni di euro già adesso per abbattere le rette, se abbiamo i comuni che ovviamente pagano anche gli appalti di queste esternalizzazioni, non è che possiamo sempre accettare che poi le rette aumentino sempre di più, perché se no vuol dire che abbiamo fallito in partenza. Se l'idea è quella di avere un servizio esternalizzato per non solo avere le persone che poi ci vadano a lavorare, perché altrimenti è lo stesso problema che abbiamo in sanità. Arriviamo sempre a dire manca il personale, non riusciamo a trovare il personale, però il privato stranamente il personale lo trova sempre. E anche in questo caso, se noi pensiamo di esternalizzare all'esterno, evidentemente c'è qualcuno che riesce a trovare lavoro con queste società cooperative o quello che può essere, che garantiscono il servizio al posto del pubblico. E allora la domanda da farsi è: come fanno i privati a garantire un servizio che il pubblico non ci riesce? Perché le cose sono due: o, come si diceva, sfruttano, e allora sì, i propri lavoratori, e quindi c'è un problema poi anche di salario, e sappiamo benissimo, senza parlare di salario minimo, ma siamo sempre lì, oppure evidentemente riescono ad avere dei diciamo, costi di gestione inferiori rispetto al pubblico, su cui si magari potrebbe intervenire anche dal punto di vista degli amministratori. Però è chiaro che non è così semplice. La cosa fondamentale è garantire i servizi ai cittadini. Poi come ci si riesce, ovviamente ci si dovrebbe pensare prima di arrivare alle delibere di esternalizzazione. Certo. Vedo che abbiamo una telefonata, vediamo se siamo più fortunati questa volta. Buongiorno, con chi parlo? Pronto, buongiorno. Mi dica. Chiamo da Udine. Allora, volevo dire, siamo a nascita zero, non ci sono bambini e si parla ancora di asili. Io abito in un comune piccolo che si chiama Tor Viscosa e che ci sono problemi anche lì, perché purtroppo oggi come oggi c'è un costo enorme e purtroppo pesa anche molto alle famiglie e le politiche sociali hanno molte problematiche. Siamo anche nel problema dell'immigrazione. Grazie, buona giornata, Mandi. Grazie a lei, perché come difficilmente capita è stata molto diretta, è arrivata al punto. La signora, che ovviamente è andata a toccare il tema delle politiche sociali e anche della denatalità, che è sicuramente chiaro. Noi stiamo parlando di asili nido, ma è pur vero che ci sono sempre meno bambini, però i problemi non rimangono. Sul fatto delle politiche sociali, anche presenza di migranti, io chiedo a lei, Sindaco, anche sempre il caso del suo comune, ma in generale un po'. Per fortuna noi siamo un po' più fortunati rispetto a altre realtà sparse in giro per il Friuli Venezia Giulia, ma in realtà anche noi ovviamente viviamo il problema legato alla denatalità e l'accoglienza in generale. Credo onestamente che ero seduto dall'altra parte l'altra volta, nel senso che ero seduto a quella sedia, e si è parlato proprio di criticità, perché al mio posto c'era Pasian di Prato, che ha avuto il grande problema della casa d'accoglienza. Ecco, io mi ritengo per il momento ancora fortunato, abbiamo delle persone che stiamo accogliendo e anche affrontando un altro tema. Io credo che il tema fondamentale sia anche l'integrazione, no? Sì. Cioè, quindi di riuscire in qualche modo a fare in modo che le persone che accoglie, indifferentemente da quali siano poi le bandierine politiche, sia giusto fare in modo che appartengano in qualche modo alla comunità e alla vita comunitaria. Il tema invece per quanto riguarda la denatalità, io credo che le amministrazioni dal comune in su abbiano delle parziali responsabilità, nel senso che hanno le proprie responsabilità. Io credo che sia utile lavorare verso progetti che in qualche modo agevolino le famiglie, agevolino i momenti di aggregazione. Penso a tante iniziative che non in questa amministrazione, perché ripeto siamo a 3 settimane, quindi molto poco, ma pre-elettorale, nel senso nell'ultimo anno per esempio abbiamo portato per fare in modo che le famiglie stessero insieme, potessero condividere del tempo e in qualche modo confrontarsi e iniziare a ricreare quella vita comunitaria che forse diverse volte
va a mancare e può contribuire anche a un cambio di processo. Poi ci sono dinamiche che sono molto grandi, per cui è ovvio che snaturare un discorso difficile come questo in qualche battuta io credo che sia particolarmente complesso. Sì, è chiaro che la tematica messa sul piatto dalla nostra telespettatrice è ampia, ma anche vero appunto questa vita comunitaria che è una via che abbiamo sempre detto per cercare anche di evitare quella microcriminalità, quell'immigrazione, o meglio favorire quell'inclusione e quell'integrazione. È un percorso molto difficile, però è la via. No, ma è la prevenzione per risolvere tanti problemi, a parte che qui giustamente la signora ci ha portato poi di fronte al paradosso, no? Noi abbiamo maggiori costi per gli asili, minori bambini. Allora, evidentemente le due cose probabilmente sono anche collegate, perché se noi avessimo tanti bambini, anche le rette di una struttura probabilmente riuscirebbero a essere magari più basse. Sarebbe da capire se c'è questa correlazione tra i due fenomeni, nel senso che poi se noi avessimo tanti bambini probabilmente avremmo maggiori costi per gli asili e quindi probabilmente anche maggiori costi come rete per famiglia, però è probabile che il numero sempre più basso poi di bambini crei anche delle problematiche a chi deve gestire e chi magari ha fatto anche determinate offerte, parliamo sempre ovviamente di appalti già esternalizzati per quanto riguarda asili o comunque convenzioni con società e cooperative che si aspettavano magari un determinato numero di bambini, poi invece venendo a calare le nascite. Hanno avuto delle problematiche in tal senso. Sono problemi ovviamente grandi, come dicevo prima ci si dovrebbe pensare prima di arrivare alle delibere per poterli risolvere, in questo caso è meglio che iniziamo a parlarne adesso per i prossimi 10 anni, perché sennò ovviamente non è che qualsiasi azione politica si possa fare al momento risolverebbe il problema degli asili del 2025, però è giusto ovviamente iniziare a preoccuparsi di quella che poi è la gestione di un servizio complessivo e torno a ripetere, l'assessore Riccardi fa sempre, perché le due cose sono collegate ovviamente, sanità sociale e anche in questo caso ovviamente servizi per i cittadini. Lui dice sempre dobbiamo razionalizzare, sì, è lì da 6 anni, non so cosa aspetta, ma è ovvio che lui ci ha provato a razionalizzare perché ha fatto una riforma della sanità, evidentemente si è accorto ormai anche lui che questa riforma non va più bene, bisogna cambiare qualcosa. Sul tema della denatalità e delle politiche sociali, anche dell'immigrazione, perché poi ovviamente si rientra anche da questo punto di vista. Io ricordo solo una cosa, lo scorso anno c'è stata una polemica anche tra il Movimento 5 Stelle e l'assessore Roberti quando gli abbiamo fatto presente che la Regione praticamente andava, diciamo così, a risparmiare circa 10 milioni di euro per la gestione dei minori stranieri non accompagnati, soldi che avrebbe iniziato a provvedere di mettere lo Stato. Ecco, se quei soldi lì, ovviamente noi possiamo poi decidere sempre dove metterli e dove stanziarli, e se avessimo iniziato a stanziarli anche ulteriormente per le politiche sociali, probabilmente a questo punto la situazione di qualche famiglia non sarebbe quella di dover far fronte a rincari, come avevamo visto prima, del 5, 8, 10%, quello che potrà essere. Torniamo poi più perché poi c'è il tema anche delle mense, sì. C'è il tema delle mense scolastiche che è uguale, sono sempre servizi che vengono erogati diciamo dal pubblico e che poi vanno a impattare sulle famiglie. Vedremo, voglio tornare poi su una questione su Riccardi e quant'altro, ma prima volevo fare un passaggio, no? Perché adesso non ricordo esattamente il numero, ma è stata una vittoria schiacciante la sua sindaco contro il sindaco uscente Furlani, e ha parlato di una vittoria trasversale perché insomma è anche un po' quello che è la novità di queste elezioni comunali, molte liste civiche che raggruppano anche diversi simboli, non c'è più insomma il candidato da partito. Quanto insomma questo progetto è stato vincente anche per questa trasversalità? Ma io credo che in realtà in qualche modo sia stata proprio la chiave, no? La trasversalità di poi quella che è stata la vittoria che, come ho detto già in precedenza, non è che mi aspettassi così schiacciante, che fosse così schiacciante. Noi abbiamo fatto, giusto per diritto di cronaca, 1100 circa voti di differenza tra noi e i nostri competitor,
posso in qualche modo fare una riflessione sul che cosa ci abbia portato a questo distacco. Allora, sicuramente arrivavamo da un governo che non è stato particolarmente apprezzato dalla cittadinanza, per cui anche i 1100 voti devono essere un momento di riflessione, credo, per chi poi ha perso le elezioni. Dall'altra parte credo che abbia giocato molto il fatto che in qualche modo si sta passando verso una politica che sia, tra virgolette, perlomeno nei comuni, che sia più vicina ai cittadini e alle esigenze dei cittadini. Quello che siamo riusciti a comporre è stata una squadra, sì, trasversale, nel senso che non avevamo marchi di partito, ma è stata una trasversale anche in termini di recupero delle persone, dei candidati che arrivavano dal mondo delle associazioni, dal mondo della comunità, e questo credo che sia stato fondamentale, perché in qualche modo i cittadini hanno voluto essere rappresentati da persone che vivessero il territorio. Ecco, questo è stato più o meno quello che abbiamo fatto. Poi è ovvio che dall'altra parte e in ambito politico si costruiscono le varie dinamiche, no? Cioè anche le polemiche di vario tipo, però io credo che veramente, perlomeno a livello comunale, poi se parliamo di livelli un po' più alti le cose alle volte cambiano, però perlomeno a livello comunale bisogna puntare poi a quelle che sono le persone e le idee di queste persone che poi vengano rappresentate. Tra l'altro la sindaca Furlani, che era sostenuta dalla Lega che è stata poi in generale, ha perso tanti consensi per l'ascesa di Fratelli d'Italia, un quadro politico che si poteva attendere? È in evoluzione, sì, ci si poteva attendere, ma ce lo auguriamo per il 2028 che ce lo possiamo attendere anche per le prossime regionali. Ma giustamente quando si scende a livello locale sono, diciamo, i cittadini sentono, quelli che vanno a votare, purtroppo aggiungo, perché sono sempre di meno, sentono molto, diciamo, la vicinanza anche dell'amministrazione, e quindi il rapporto che c'è con i candidati diventa fondamentale, quindi cercare di votare persone che si conoscono viene quasi naturale. Poi è chiaro che questo, diciamo, non dovrebbe dire che uno vale l'altro, basta che conosco, perché tante volte poi ci sono altri meccanismi a livello locale che sono delle storture poi del sistema, anche del sistema delle preferenze, che non vanno bene. Però, come detto, l'importante è che poi queste formazioni anche civiche, no? come nascono, no? Anche le liste civiche, al cui interno ci possono essere anche diciamo, persone politiche appartenenti anche a forze politiche, poi ovviamente che non diciamo, entrano nella candidatura con il simbolo del partito dietro, ma che possono stare anche insieme nella stessa lista, perché poi lo vediamo su determinati macro temi, ci sono anche differenze tra partiti a livello magari comunale e a livello regionale, ci sono scontri, ne parlavamo anche nelle puntate precedenti faccio un esempio, le grandi opere sul tagliamento. Ci sono ovviamente magari delle decisioni che vengono prese a Trieste che poi i comuni e quindi anche amministrazioni del stesso centrodestra che appoggiano magari che hanno appoggiato lo stesso assessore che prende determinate decisioni a Roma, che contrastano e chiedono anche con atti formali il ritiro degli atti presi dalla Regione. E questo ovviamente diciamo, da una parte ai partiti politici fa comodo, perché fa vedere che loro sono vicini alla gente e va bene così, ovvero a livello comunale. Poi a livello regionale fanno esattamente il contrario, e questo, diciamo, è una delle problematiche maggiori, perché poi torniamo al problema che avevo sollevato prima, che è quello dell'astensione, perché la gente allora dice a quel punto cosa vi vota a fare se poi fate quello che vi pare. Quello è sempre un problema. Io durante la campagna elettorale, per dar manforte al discorso dell'astensionismo, sicuramente ho percepito questo, cioè tanta gente in qualche modo si è rifiutata di presentarsi alle urne, poi c'era chi diceva voto solo le europee, chi diceva voto soltanto le comunali, cioè c'è stata molta disaffezione. Sicuramente, ecco, io credo che il progetto che siamo riusciti a creare, sì, è vero che abbiamo recuperato forze sul territorio, ma gran parte
il gioco l'ha fatta il fatto che comunque avevamo un mainframe, no? Cioè nel senso che avevamo una modalità che abbiamo poi proposto a tutti, cioè alla fine noi abbiamo puntato molto su 3 argomenti, li ho ripetuti 100.000 volte, per cui ripeterli in post campagna è anche divertente, che sono l'ascolto, la condivisione, la comunicazione, cose che sono mancate negli ultimi anni e stiamo cercando in qualche modo di portare. Assolutamente sì. Noi dobbiamo andare in break pubblicitario, poi ripartiremo con altre tematiche anche sempre di stretta attualità, quindi restate lì. Eccoci tornati nuovamente in diretta. Il prossimo argomento comunque lo introduciamo con un servizio molto toccante che abbiamo realizzato, un'intervista che ha fatto Francesco Pezzella ieri ai genitori di Patrizia Cormos, una delle 3 vittime della tragedia del Natisone. Prendo spunto per ricordarvi che durante Ring questa sera alle 21 andrà poi in onda integrale l'intervista al papà e alla mamma di Patrizia. Ne abbiamo selezionato uno stralcio, sentiamo. Senza di lei è veramente difficile, molto difficile. A un mese dalla tragedia del Natisone, Micaela e Johan ci aprono le porte di casa, di una casa che dal 31 maggio non è più la stessa. Di Patrizia restano una borsa, un telefono cellulare, un orologio e dei bracciali. Tutto intatto, tutto come era prima che il tempo si fermasse per sempre. Patrizia non c'è più, vive nei ricordi della mamma, del papà e della sorellina Giulia. Ogni angolo della casa parla di lei e di una famiglia semplice in cui l'amore ha scandito e regolato i ritmi della quotidianità. Mi manca tanto. Andiamo avanti solo perché lo so com'era. Solo la gioia che era lei. Solo il tempo chiarirà quello che è successo. Ora è il momento di far conoscere Patrizia per non disperdere il messaggio che ha lasciato alla famiglia, agli amici e a chi ha saputo della sua esistenza solo in seguito al tragico destino che le ha spezzato la vita in quel maledetto venerdì con Bianca e Christian. L'idea di un monumento, una statua che ricordi i 3 ragazzi? Sì, a noi non sarebbe dispiaciuto, perché comunque si devono ricordare tutti, anche fra 1000-2000 anni, di quello che è successo, questa grande tragedia, solo che forse non era il momento adatto per proporla. E poi era più bella una statua dei eroi, se qualcuno li avesse salvati, fare una statua dei eroi era ancora più bella, soprattutto più bella. Tematica sicuramente anche qui molto delicata. È passato più di un mese dalla tragedia, ma i sentimenti sono ancora vivi. Parto da lei, Sergio, perché insomma anche il Movimento 5 Stelle ha preso posizione sul numero unico di emergenza, che poi un po' il ritardo dei soccorsi è quello che viene messo sotto la lente di ingrandimento per quello che è successo a questi ragazzi. Poi, senza dare responsabilità a nessuno, lo faranno i procedimenti penali e le indagini, però c'è qualcosa che non va nel sistema di soccorsi del numero unico di emergenza. Allora, ci tengo a precisare che noi non abbiamo mai toccato, diciamo, questa tematica del NUE 112 abbinandola nello specifico a questa, è uno spunto giornalistico, a questa tragedia. No, nel senso che è un qualcosa che diciamo da anni, c'è una problematica che abbiamo seguito, ma non diciamo noi come movimento, perché qui di politica non c'è niente, per cui allora ti devi affidare ai tecnici, e se i tecnici, che poi sono gli operatori della sicurezza, anche i vigili del fuoco, ti dicono che quando arriva una chiamata al NUE 112 loro dovrebbero essere, diciamo, subito in ascolto, perché la loro esperienza poi porta a capire dove sta avvenendo la situazione, cosa c'è, cos'è necessario per intervenire, chi deve farlo, con che mezzi, da dove li facciamo partire, quando, e una volta che noi abbiamo fatto queste 6 domande il tempo passa, e se dal NUE poi c'è il rimpallo, ovviamente parte un'altra chiamata ai vigili del fuoco, e i vigili del fuoco poi devono attivarsi a loro volta, rischiamo veramente di dilungare i tempi. Ora, a prescindere che questo possa aver influito o meno su quello che è avvenuto,
dove, come abbiamo detto anche di recente, perché siamo intervenuti sul discorso del NUE con la presentazione del libro bianco, sì, che diciamo, ha raccolto tutte le problematiche poi dei cittadini in questi anni, i vari disservizi che ci sono stati, le conseguenze che hanno avuto, ma quello diciamo, riguardava nel complesso tutto il discorso dell'emergenza-urgenza anche in questa regione. E dicevo, gli operatori anche che sono, diciamo, quelli sotto accusa in questo momento, magari perché ci sono stati dei ritardi, probabilmente hanno solo seguito quelli che sono i protocolli di una centrale, quindi hanno fatto il loro lavoro e il loro dovere. Il problema è capire se quei protocolli, una volta per tutte, li vogliamo mantenere così come sono o li vogliamo cambiare. Noi da anni abbiamo diciamo, tirato fuori anche la questione delle 2 centrali, no? Come c'è adesso la Sores e Palmanova. A Trieste ne vogliono una dedicata, perché ovviamente il territorio regionale è molto esteso, per cui c'è questa discussione in atto. C'erano tecnici che avevano detto che la soluzione delle 2 centrali doveva essere quella ottimale, c'era anche Fratelli d'Italia che chiedeva la stessa cosa, poi una volta andati al governo si sono, diciamo, appiattiti su quella che è la posizione dell'assessore Riccardi, che ha prevalso, per cui è una tematica molto delicata, però ripeto, su certe cose, così come dicevamo anche sabato sul discorso della sicurezza in generale, sarebbe bene lasciare fuori le problematiche politiche, perché qui di politica effettivamente non c'è niente, qui c'è come vogliamo dare risposte ai cittadini e con che soluzioni. Ecco. Ci mancherebbe altro. Ovviamente, siccome è nuovo il mestiere, faccio tantissimi, diciamo, esprimo la mia solidarietà a un amministratore, perché poi queste cose ovviamente inizierà a sentirle lui sulla propria pelle, e questo ovviamente la responsabilità poi della politica, del governo, regioni e quant'altro deve essere quello di aiutare chi decide poi di mettersi in politica, perché è vero che c'è l'astensionismo, ma è vero anche che c'è un problema a trovare persone che poi hanno il coraggio che ha avuto il sindaco Petri a presentarsi alle elezioni. Certo, assolutamente sì, ribadiamo che, come poi ha detto anche l'assessore Riccardi, dal punto di vista dei protocolli, i soccorsi e quant'altro, poi rivediamo, c'è un'indagine, sono avvenuti come dovevano avvenire, certo. Il punto di domanda è su questi protocolli, quanto siano giusti o meno, ma al di là di questo è una tematica, quella della sicurezza, sempre molto importante nell'intervento dei soccorsi. Se questo passaggio intermedio del numero unico di emergenza può essere davvero una problematica. Ma io cerco di fare un pensiero di quello che c'era prima, nel senso che prima c'erano più numeri di emergenza, no? Penso al 115, 112, 113, insomma c'erano diverse cose, probabilmente centralizzare in un unico numero d'emergenza sicuramente agevola l'utente a risolvere i problemi reali, cioè quindi lo smistamento. Dico semplicemente questo, probabilmente va studiata una nuova formula di risposta, ma non in maniera, cioè per contestare, diciamo, in qualche modo quello che c'è, sicuramente nell'ottica di ottimizzare, no? Prima mi è stato detto, no, che l'avventura dell'amministratore è una grande avventura, e lo confermo, perché da volontario della protezione civile del mio gruppo comunale sono passato a essere il capo della protezione civile, così, del mio comune ovviamente. Perché? Perché in capo al sindaco ci sono proprio le operazioni di protezione civile, quindi quando accade qualcosa sul comune poi viene chiamato il sindaco. Ecco. Quindi sicuramente diciamo che la tematica della sicurezza è una tematica fondamentale. Posso dirvi, visto che ho visto il servizio, che il servizio è stato particolarmente toccante. La questione della statua che avevo sentito, secondo me, è una questione molto delicata, perché io credo che la statua, e lo dico da genitore, quindi non da sindaco, la statua che ogni genitore ha sono i ricordi dei momenti che una famiglia ha passato. Per cui una statua sì, può essere un simbolo, ma poi la cosa più importante che uno si porta vicino è l'affetto e il ricordo di quello che sono i suoi figli. Nel mentre abbiamo ricevuto un'altra telefonata, vediamo con chi parlo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Volevo segnalare che qualche giorno fa, non più di 3 giorni fa, a Cividale c'era un'auto con le ruote all'aria
E l'elicottero, polizia, carabinieri, tutto quanto, l'elicottero era già lì. Come mai? Avevamo Eli Friuli a Cividale. È intervenuta prima che io riuscissi a passare quasi l'elicottero. È una domanda che rivolgo all'aria, a nessuno in particolare. Avevamo Eli Friuli a Cividale, sarebbe intervenuta in tempi brevissimi. Sì, anche quello che... L'intervento degli elicotteri, immagino. Non ho ben capito appieno la problematica, il motivo per cui... No, è che non prendeva, giusto per diritto di cronaca, non prendeva benissimo il telefono, quindi probabilmente la chiamata non è stata pulitissima. Credo che il tema fosse l'arrivo dell'emergenza, no? Quindi dell'elicottero, delle Eli Friuli rispetto a quello dei soccorsi, credo di aver interpretato. Che tra l'altro è stata una questione ampiamente dibattuta e su cui, lo ripetiamo, c'è un'indagine in corso su come siano intervenuti gli elicotteri, da dove purtroppo non sta a noi stabilirlo, lo farà chi nelle sedi competenti. Poi è chiaro che dobbiamo scindere la tragedia delle famiglie con quello che si poteva fare, che verrà appurato, però era giusto per aprire un discorso che è di pressante interesse per il Movimento 5 Stelle, che è quello del libro bianco presentato per il numero unico di emergenza. E allora adesso, visto che ascoltare è importante, io vi ho ascoltato durante la pubblicità, parliamo della tangenziale sud, no? So che è un problema che vi accomuna, parliamone. È un problema che accomuna, credo, molti cittadini anche di Campoformido e non solo, ma noi sono anni, io ormai sono entrato in Consiglio regionale 11 anni fa ed era una delle cose che sembrava che questa opera si doveva costruire già nel 2015, no? Per volere di qualcuno. Siamo nel 2024, dobbiamo ancora riprendere il discorso dei progetti perché quelli presentati erano totalmente carenti e bocciati sia dalla Regione, paradossalmente, che dal Ministero con la procedura di via. Noi già, appunto, come detto, negli anni passati abbiamo sempre posto il problema del traffico pesante che poi attraversa non solo Campoformido, ma Basigliano, Basagliapenta, tutte le, tutti i comuni che sono attraversati dalla strada statale 13. E abbiamo anche segnalato che in molti dei piani regolatori di questi comuni ci sarebbero già anche quelli che ormai si definiscono bypass, delle semplici bretelline che sposterebbero, diciamo, il traffico pesante dal centro storico dei comuni verso l'esterno della periferia, senza dover costruire un'altra strada di 13 km che poi, come abbiamo visto anche in recenti esempi, non crea solo un problema di una strada di 13 km e quindi ulteriore asfalto, ma crea anche la problematica che attorno a quella strada si andrà di nuovo a costruire, a lotizzare e a creare ulteriori zone artigianali, se non commerciali, se non industriali, a seconda poi degli appetiti che verrebbero fuori. Questo sarebbe ovviamente la cosa peggiore. C'è un discorso da fare complessivo sul piano regionale dei trasporti. Noi abbiamo un piano approvato nel 2012 con dati del 2007, perché poi, come tutti i piani, ci si mette qualche anno per essere approvato anche in regione. Dal 2007 siamo nel 2024, credo che il mondo sia un attimino cambiato anche per quanto riguarda quello, ma soprattutto per quelli che sono gli obiettivi che poi dovremo raggiungere anche dal punto di vista delle direttive europee che ci chiedono di ridurre il traffico su gomma, spostarlo su rotaie e quindi fare un altro tipo di ragionamento sui trasporti. Questo in questa regione non si è voluto fare, spesso e volentieri perché si spera nei grandi appalti e nelle grandi opere che poi, lo vediamo anche quello che succede in Veneto, creano più problemi alle amministrazioni che non benefici ai cittadini. Problema pesante. Scusate, no, aggiungevo perché era venuto in mente, perché avevo la fortuna di avere il sindaco di Campoformido qui. Ricordiamoci che quell'opera doveva costare 150 milioni, poi 160 e adesso, visto quello che dicevo anche prima,
Così, a naso mi sa che meno di 300 milioni non costerebbe, visti gli esempi che abbiamo in regione, per cui questo è anche un altro tema su cui dovremmo interrogarci. E riflettere. Sicuramente, rispondo. Sì, ma Sicuramente sono stati, è stato un tema centrale anche in questa campagna elettorale. Dico anche in questa campagna elettorale perché, come giustamente è stato detto, io credo che siano 3 campagne elettorali che sento parlare di tangenziale sud. Onestamente non avrei neanche voluto affrontare il tema perché in realtà il comune di Campoformido, come altri comuni, soffre del traffico che passa al centro dell'arteria principale, quindi al centro di Campoformido, e parliamo di circa 30.000 veicoli al giorno che passano di fronte al municipio e quindi quello che ne consegue, no? Anche le attività commerciali, eccetera. Un'opera come la tangenziale sud, non sto dicendo la tangenziale sud, ma un'opera come la tangenziale sud permetterebbe di scaricare gran parte di questo traffico e di aiutare il nostro centro cittadino a essere un centro più vivibile. Okay? Il mio grande punto di domanda durante la campagna elettorale è stato: ma quest'opera si farà o non si farà? Perché poi il punto centrale è quello e bisogna anche capire le tempistiche entro le quali questo progetto deve essere fatto. Dico questo perché delle opere alternative come delle bretelle piuttosto che dei collegamenti che ci aiutino a scaricare il traffico potrebbero essere una soluzione sicuramente attuabile e che permetterebbe alla nostra gente di respirare. Ecco. In questo tema qua si aprono 100.000 capitoli anche con territori diversi rispetto al nostro insomma i prossimi 5 anni credo che parlerò più volte di tangenziale sud e di bretelle. Sì, il problema è che se avessimo fatto le bretelle già 10-11 anni fa, quando personalmente le avevo diciamo rispolverate, perché ripeto sono già nei piani regolatori dei comuni e sono già previste. Il problema è che appunto evidentemente a qualcuno faceva più gola a vincere l'appalto completo che non fare la singola bretella, o magari perché questa è la verità, cioè non c'è. Noi abbiamo aspettato, perché se ne parla da 30 anni, non ovviamente neanche da 15 come le ultime campagne elettorali affrontate, se ne parla da 30 anni, però se avessimo fatto degli interventi per intervenire sul problema specifico, che poi era quello di togliere, come si è fatto a Dignano banalmente, no? Con altre modalità che potevano essere anche lì magari diverse, ma lì ci si mette a discutere. Però avremmo risolto quantomeno il problema dei cittadini, di chi vive o vuole vivere il centro anche dei comuni, perché si parla spesso di spopolamento e quant'altro, poi quando bisogna fare degli interventi... Unica cosa, è un ragionamento che però non può fare né solo Campoformido, né solo Basen di Prato, né solo Basiliano, perché altrimenti creiamo l'effetto opposto, no? Creiamo 18 bretelle, ognuno fa la propria bretella, il traffico, chi va sopra e chi va sotto. Bisognerebbe fare un tavolo di lavoro perlomeno territoriale in cui si cerchi di risolvere il problema a monte, perché gran parte del traffico da dove arriva? Arriva dalla statale che porta da Pordenone verso Udine, per cui risolvendo il problema a monte molto probabilmente gran parte del traffico verrebbe scaricato per tutti i territori. Per quanto riguarda i costi della tangenziale sud, durante la campagna elettorale ho avuto la fortuna insomma, di parlare con l'assessore regionale infrastrutture per capire le tempistiche eccetera, e mi è stato confermato che il procedimento sta andando avanti. Bisogna capire, ribadisco, quali siano le tempistiche effettive, perché parlava di 2 anni e mezzo, insomma tempi abbastanza lunghi perché affinché diventi esecutivo, ma soprattutto volevo dare risposta a quello che era il discorso del costo, no? Cioè, io ho chiesto un progetto che costava 150 milioni, adesso quanto costerà? Si è parlato di un rincaro che arrivi intorno ai 200 milioni, ecco, questi più o meno sono gli importi per dare prima di fare il progetto, perché lo stanno ricostruendo, quindi, cioè lo stanno di nuovo realizzando. Rirealizzando. Ora arriviamo all'appalto. L'abbiamo circumnavigato, insomma ci ho girato intorno. L'ultimo argomento che vi chiedo prima di andare nel prossimo break pubblicitario è insomma la tematica sicurezza
a Udine che ci fa parlare tantissimo. L'ultimo fronte che si è acceso è lo scontro, se vogliamo anche un po' acceso totale, tra Confcommercio e Udine. C'è andata di mezzo la notte bianca, boicottata, c'è anche un po' questa battaglia, come vediamo dalla pagina del Gazzettino, sull'incidenza dell'alcol, più o meno la famosa ordinanza. Ecco, è un qualcosa che fa bene a chi? A nessuno? Cioè, questo scontro tra commercianti e comune, cosa rischia di creare? Non fa bene a nessuno. Allora, se voi prendete le ultime notizie che vi saranno sicuramente arrivate, vedrete che c'è stata una rissa di minorenni in centro, di nuovo di minorenni, 14enni, con un coltello che è girato, però non ho capito se ci sono stati feriti o meno, a Pordenone. Sì. Ora io vorrei che tutto il centrodestra di Pordenone chiedesse le dimissioni, come ha fatto per Udine, del sindaco che si è già dimesso, Ciriani si è già dimesso, ok, perché evidentemente allora se no non ci capiamo. Perché se la sicurezza è un problema a Pordenone, a Trieste, a Gorizia e a Udine, non può essere un problema, come dicevo prima, politico, e non possiamo risolvere il problema dicendo il sindaco si deve dimettere. Ora, se Confcommercio ha problemi con l'amministrazione locale per 1000 motivi, banalmente ZTL, qualcosa era venuto fuori nelle ultime settimane, ok, però evitiamo di strumentalizzare il tutto. Lo dicevamo proprio anche sabato, il discorso dell'ordinanza, dell'alcol, dei problemi legati all'alcol. L'ordinanza poteva essere una risposta immediata a una problematica, poi dicevo, se poi permettiamo anche a giovani ragazzi di andare in un supermercato, prendere 4-5 casse di birra, uscire, andare al parco a berle, non abbiamo risolto niente. Ci sono paesi europei che vietano, e anche oltreoceano, che vietano la vendita di alcolici in generale, anche a minorenni e anche a under 21, come avviene negli Stati Uniti, perché evidentemente da loro il problema è decennale, cioè nel senso che è da anni che c'è questa problematica. Leggevo proprio stamattina un articolo che era uscito nel 2018 sul Messaggero Veneto, fatto diciamo molto bene, che prendeva in esame la problematica dell'alcol e delle morti anche causate dall'alcol in questa regione, che sono sicuramente molte di più di quelle che abbiamo visto legate alla sicurezza. Prima, sempre nei vari fuori onda, parlavamo della quasi tragedia che stava avvenendo tra Udine Nord e Udine Sud, con un autista ubriaco, da quello che si dice. 4 volte sopra il limite. Ovviamente ho preso la notizia, ubriaco che ha percorso contromano un'autostrada, neanche la tangenziale. E queste sono diciamo problematiche che vanno affrontate a monte. Allora non è che lì, se qualcuno va in contromano in autostrada, chiediamo le dimissioni di chi gestisce le autostrade. Forse come politica dovremmo chiederci a monte come possiamo evitare che una persona assuma 4 volte l'alcol che potrebbe permettersi alla guida, fare opere di prevenzione, iniziare a far capire alla gente e soprattutto ai nostri giovani che l'uso e l'abuso dell'alcol ovviamente è un problema, se poi lo leghiamo anche alle droghe diventa un problema ancora maggiore. E questi due diciamo fenomeni allora sì, diventano collegati anche alle problematiche di sicurezza, perché poi, come dicevamo, sicurezza vuol dire anche combattere lo spaccio di stupefacenti, combattere e prevenire queste risse, e ripeto, è notizia di pochi minuti fa, girata su tutte le testate, una rissa tra minorenni è avvenuta anche a Pordenone e non è evidentemente solo un problema legato a Udine. C'è, perché è un problema, dobbiamo dircelo, perché se non ammettiamo che c'è un problema non lo risolviamo, però evidentemente che le soluzioni non possono essere quelle demagogiche, populistiche, allora lì sì, di solito lo dicono a me, di cavarsela con un sindaco di metri. Il problema c'è assolutamente, tra l'altro poi
tramite il video pubblicato dal Messaggero Veneto abbiamo visto le immagini agghiaccianti del momento proprio del pugno a Shinpei Tominaga, però questo scontro, cioè la domanda poi è la stessa, questo scontro frontale dei commercianti con l'amministrazione comunale a cosa può portare? Io cerco di rispondere più o meno allo stesso modo, perlomeno nella parte iniziale, nel senso che dico che lo scontro non credo che porti da nessuna parte, perché in realtà fa male ai commercianti e forse fa male all'amministrazione, sotto un certo punto di vista fa male anche alla comunità, perché comunque io credo che scontri come questo di tipo siano dei momenti per portare all'attenzione determinate tematiche che sono fondamentali, però ribadisco poi chi paga il conto dello scontro, no? Quello che penso in termini di sicurezza è che vada affrontato un po' come tutte le, tra virgolette, criticità, cioè quello che ci troviamo ad affrontare o che si trovano ad affrontare è un momento d'emergenza, no? Cioè, sono successe determinate situazioni che vanno in qualche modo arginate, ecco, lì ci sta l'emergenza. Dopodiché, una volta risolto il problema emergenziale, cioè l'azione che accade, bisogna iniziare a pensare a quella che è la programmazione, no? Cioè a pensare a quello che in qualche modo deve aiutarci come amministratori a fare in modo che le cose non accadano, e lì la prevenzione ha un ruolo fondamentale, l'integrazione ha un ruolo fondamentale, e non sto parlando di integrazione di cui si parlava prima, integrazione in determinate tematiche, tra cui anche quelle dell'abuso di sostanze stupefacenti come potrebbero essere alcol, droghe, eccetera. I giovani in tutto questo, onde evitare che si pensi che i giovani bevono, eccetera, in realtà, e ve lo dico per esperienze pregresse, nel senso che prima di fare il candidato sindaco e poi il sindaco mi occupavo anche di giovani, vi garantisco che sono molto informati su questo, perché l'opera di prevenzione che è stata fatta è stata abbastanza forte. Con questo voglio dire che ci sono tantissime persone che magari pensano i giovani si mettono alla guida senza magari aver fatto, cioè avendo bevuto troppo, eccetera. Vi garantisco che sono più i giovani che sono responsabili e pensano oggi non guido perché beve e metto Matteo, Giovanni e Giuseppe piuttosto che gli adulti. Per cui da adulto dico forse dovremmo dare anche un po' di buon esempio. Certo, assolutamente, può essere una via, vedremo come andrà a finire. Io vi ringrazio per questo dibattito politico che c'è stato a questo tavolo. Cristian Sergo, alla prossima. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro a Max Petri. Grazie. Grazie a voi. Break pubblicitario, poi torniamo per l'ultimissima parte in cui andremo ad approfondire lo sport e le parole anche di Gino Pozzo al Messaggero Veneto.